Questo è lo stagno di Santa Giusta. Ho parcheggiato il camper qua. C'è una sorta di parco. Adesso vado a fare una passeggiata. Ecco, l'attrazione principale di Santa Giusta è la basilica appunto di Santa Giusta, costruita in arenaria nel XII secolo. Questa è l'abside, quindi la parte posteriore. Oggi è la Domenica delle Palme ed è pure aperta, mi sa. Dove entriamo? Questa è la bellissima facciata con 3 navate, con gli stipiti e l'architrave in marmo. Sull'architrave sono raffigurati un leone e una leonessa che predano dei cervi, penso. Sopra c'è una trifora e un arco con una croce in basalto. Molto bella. E poi c'è questa scalinata, questa piazza. In legno. Soffitto tutto in legno. Peccato questa parte laterale che veramente non c'entra nulla con il resto. Qua si può entrare. Allora, sulla giornata di informazioni dice che praticamente è un unicum nel panorama sardo in quanto le colonne all'interno sono una diversa dall'altra. La navata centrale ha copertura lignea, mentre a crociera nelle navate laterali. Un'altra caratteristica è che i leone e la leonessa che abbiamo visto praticamente catturano i cervi con le unghie senza però mai sbranarli. Sembra un tentacolo. No, non c'è scritto niente. Ah sì, vediamo. Ecco qua. L'anguilla di Marte.
Porto del Garau. Non è proprio bellissima. Sto cercando di raggiungere a piedi l'area camper per vedere se è aperta, così domani non devo andare a quella di Rissano, che non è un granché, però ho letto che questa era chiusa, è aperta solo in alta stagione. Adesso vediamo. Eccola qua, è camper inagibile, ottimo. Passa addirittura con le catene nei lucchetti. Vabbè, no comment. Allora, tornata al van, però proseguo un attimo da quest'altra parte per vedere se si vede un ponte romano. E questo è quello che resta del ponte.